Va ora in onda Disco Notte, un programma ideato e condotto da Maurizio Casu. Amici della notte, amici di Disco Notte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questa trasmissione che facciamo solitamente una volta, due volte, tre volte al mese. Insomma, quando ci va noi apriamo le telecamere, apriamo la diretta e facciamo questo programma. Stasera puntatona, perché questa sera, attenzione, scriviamo la storia. Abbiamo un pezzo di storia qua della Sardegna, sia del giornalismo ma sia della musica. Stasera tratteremo la musica e la trasmissione con Bruno Corda, il grande Bruno Corda e il suo gruppo Isprejaus. Io vi spiegherò dopo cos'è Disco Notte. Adesso ascolteremo un brano loro e poi vi presenterò la band piano piano, e poi per chi si collega per la prima volta vi dirò cos'è Disco Notte. Se adesso loro sono pronti, io direi, Bruno, che possiamo anche partire con il primo brano in programma per questa sera. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Help o Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò un richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, m'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. Oh, ta ta ra ta 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 ra ta. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma 2 medaglie o 3. Benissimo, Bruno Corda Isprejaus, e qui parte un applauso incredibile da parte di tutto il pubblico che ci sta seguendo da casa. Buonasera. Grazie Maurizio, grazie. Carissimo Bruno, ma che bello, siamo stati da poco qui per un'intervista, ma è bello vederti in questa versione stasera con il tuo gruppo, con la tua band. Mi hai accennato la tua passione per la musica. Ecco, presentaci la tua band.
La mia band, allora, alla mia destra è il decano del nostro gruppo, Nando Cardella. Come stai, Nando? Tutto bene, grazie. Benissimo. Alla mia sinistra il più giovane, Giovannino Aramu. Ciao ragazzi. Ciao Giovannino, nostro Ciao ragazzi. solista. una nostra vecchia conoscenza. Certo, certo. Alle spalle di Giovannino c'è il baby del nostro gruppo, della nostra band, Cristian Tomasi. Cristian Tomasi. E alle mie spalle il famoso batterista, quello che suonava, il grande batterista Carlo Cucureddu. Eh sì. Ciao Carlo, ma che bello rivederti. Sì, una bella rimpatriata. Una bella rimpatriata. Bruno, io sono felicissimo che voi stasera scrivete un pezzo della storia, perché rimarrà questa live nei nostri archivi di YouTube, quando qualcuno la vorrà rivedere la rivedrà. E la cosa bella è che voi ci fate rivivere e sognare i brani degli anni 60 e 70, se non sbaglio. Sì, noi siamo specializzati in questo repertorio perché io ho iniziato a suonare, a cantare appunto nel 1970, anno dello scudetto, se vogliamo, Sì. se vogliamo dare anche un po' di colore. Direi. Il colore rosso-blu, esatto, era il 1970. Mio fratello aveva fondato il gruppo 2 anni prima, poi per mia fortuna si era beccato una broncopolmonite, lui era il cantante, bassista, non riusciva più a cantare, e casualmente sono capitato io al Monte Granatico di Villa Massargia, e da quel momento ecco ho iniziato per 5 anni, insomma dal 70 al 75, poi appunto nel 75 mi sono trasferito a Cagliari e ho cambiato strada, ho trovato la strada del giornalismo, ho trovato il Cagliari, ho trovato la mia grande passione e ho trovato la radio 24 ore prima e Radiolina più tardi, e questo viaggio dura ormai da quasi 50 anni. Ma che bello. Ci scrivono in chat Diego D'Ursu, ciao carissimo, ti manda un saluto Bruno numero 1, poi Federica Olla, ciao Maurizio, ciao Bruno, bravissimi, grazie Federica. Benissimo, stanno già essendo i numerosi in chat che ci scrivono. Giovanni J. Camboni, un salutone a tutti voi, grande Mauri, un abbraccio forte a Cristian e Bruno. Benissimo, ciao Gianni. Bene, cosa ci avete fatto ascoltare prima? Abbiamo cantato il brano C'era un ragazzo che come me aveva ebito dei Rolling Stone in Italia lo cantava appunto il grande Gianni Morandi, insomma, che l'ha portato al successo. Ecco, direi di passare al prossimo brano. Benissimo, allora lo presentiamo o partiamo direttamente? Ecco, mi scrivono, scusa, devo interrompere un attimino, come mai Bruno Corda ti sei dato alla musica? Ma Bruno ha sempre suonato. È stato il mio primo amore, allora. Io a 12 anni iniziavo a strimpellare la chitarra, cantavo Bambolina. Bambolina è un brano dei I Quelli, l'ho scoperto molto, molto in là. E sapete chi era il cantante dei Quelli allora? Teo Teocoli. Teo Teocoli, ma che bello, che ci regali anche un pezzo di storia. Sì. Benissimo. Bene, adesso passiamo a Rocky Roberts e cantiamo Sono tremendo. Con tutte le ragazze sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo. Nessuna mi resiste ma mi arrendo con una come te. Spesso io mi domando se per venirti dietro sto perdendo la mia reputazione di tremendo, ancora non lo so. Deciso più che mai ad insistere con te.
Hola, Rocky Roberts! Alla grande, benissimo. Ma Bruno, ma io so che vi siete formati da poco, ma sembra che avete suonato insieme da 50 anni. Perché loro sono bravi. Ecco. Ero io arrugginito, 45 anni che non cantavo. Bravissimi. Però cantavo, in effetti ho allenato Le corde vocali vocali. con il Cagliari. E ci mi ha credo. allenato per tanti anni. Ci credo, ci credo. Bravissimo anche Giovannino, bravissimo Fantastici. Grazie. Fernando, bravissimo Cristian, ma bravissimo Carlo Cucureddu, insomma tutti veramente. Suonava con Gio Perrino. Con Gio suonava, Perrino, apriva i concerti dei Litfiba. sì, mica Stiamo poco, parlando- mica poco. Ci trattiamo bene, insomma. I Spray House siamo sempre contenti. È vero. Lo dico ai continentali che ci stanno ascoltando. Praise House vuol dire felicità. Felicità. La musica regala felicità. Che bello, che belle parole. È vero? Verissimo. Bruno, ecco, qualche chicca di questo brevissimo excursus che avete fatto con questa formazione, con Inspire House. Ecco, raccontami qualche chicca che è successa. Avete fatto delle serate, giusto? Dei live. Allora, onestamente io inizio 2 anni fa grazie a un bassista che tu conosci, un tuo amico, Roberto Pisano. Sì, sì. Roberto Pisano. Che salutiamo, che sicuramente è all'ascolto. Mio parrucchiere, con me lavora poco, con me lavora molto poco. E un giorno è stato in trasmissione da noi, come altri cantanti, altri gruppi, molti giovani, a Sardegna 1, quando conducevamo con Valerio Vargio, Rosso Blu 95, 96, siamo arrivati a 100 e adesso abbiamo mantenuto Rosso Blu 100 perché abbiamo ripreso con Sardegna Web TV, con Sardegna Web TV, quindi tutti i lunedì alle 19. Approfitto, faccio anche un po' di pubblicità. Certo, devi. Anzi, salutiamo i colleghi che sono qua collegati. C'è Pierluigi De Sogus che dice complimenti, vi saluta. Massimo Barbarossa, un abbraccio a tutti. Sì. E quindi dicevo, mi dice a bruciapelo, dice: senti, c'è un mio amico, cioè un cliente, anzi, diciamo un mio cliente batterista, Arnaldo Parisi, sta cercando un cantante chitarrista. E gli ho detto: beh, io ho smesso nel 75, parliamo di 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, però mi ha intrigato la cosa, ho detto: beh, voglio fare un provino almeno. Certo. E così ho conosciuto Giovannino Ramo, c'era Andrea Scasseddu al basso e appunto Arnaldo Parisi alla batteria. E un anno fa abbiamo un po' cambiato formazione in qualche modo, ecco. Ci siamo ritrovati con Nando Cardella, con Cristian Tomasi, io dimentico sempre il cognome del nostro Cristian. Perché particolare? Ecco, e quindi diciamo che nel 2024 ecco, abbiamo iniziato con questa nuova formazione. Bellissimo. Saluto ancora qualcuno nella chat che grande diretta scrive Manolo Crucas. Ciao Manolo, carissimo, che piacere averti in chat. Poi i Deepers, un gruppo musicale che hanno fatto Disco Note, sono tutti collegati e vi stanno salutando. Poi Paolo Fontana Norbis, complimenti a Inspire House, in particolare al tastierista Nando. Grande Nando Cardella. Benissimo. Cosa ci fate ascoltare? Poi tanto abbiamo tutta Adesso la notte. passiamo ai Rockers. I Rockers. C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Ma che bel brano. C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Come strana stasera la tua voce mi sta dicendo che non ho più il tuo amore. Mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più. Mi fa capire che io ti perderò. È finita così
semplicemente la fiamma è spenta e il nostro amor non vive più. E nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire, non dirlo già lo so, che tu mi lascerai, ti perderò. Bravi Nando Cardella, Giovannino Aramu, Cristian Tomasi e naturalmente il nostro Carlo Cucuretti. Bravi, Isprejaus, capitanati da Bruno Corda. Saluto anche Andrea Macis. Ciao cugino, questo è il mio cugino che scrive, siete Andrea. bravissimi. Benissimo. Ciao Andrea. Perfetto, è una serata fantastica questa perché c'è un clima veramente sereno. Voi siete delle belle persone, quindi oltre ad essere musicisti e degli artisti, ma siete tutti uno per uno delle belle persone. Grazie, Perché grazie. ho conosciuto stasera Nando, ma Giovannino, Carlo, Cristian, te Bruno vi conoscevo già, quindi posso dire che siete delle belle persone. Quando uno esprime bellezza è tutto bello e sereno, e questo traspare anche da casa. Cosa ne dite, cara chat? Scriveteci se volete chiedere qualcosa al gruppo, qualche informazione, loro sono qui anche per rispondervi. Benissimo, io direi andiamo avanti ancora con i brani. Sì, vi cantiamo un brano dei Bee Gees, Massachusetts. Che bello. Forse tornerò nel Massachusetts quando fiorirà la primavera, e se tu verrai con me nel Massachusetts saprò trovare un fiore anche per te. Feeling goes back to Massachusetts. Some are telling me I must go on, and the light of a night in Massachusetts, the day I left, is standing over the wall. Quando parlerai del Massachusetts, chi ti capirà ti seguirà, e così arriveremo in Massachusetts, dove coi fiori nascerà la libertà. About a life in Massachusetts, speak about the people I have seen, and the light of a night in Massachusetts, and Massachusetts you never ever see. Verrai con me nel
Se verrai con me nel Massachusetts, verrai con me nel Massachusetts. Se verrai con me nel Massachusetts, verrai con me nel Massachusetts. Se verrai con me nel Massachusetts. Ha fatto i capricci il piano, ha fatto i capricci e dobbiamo castigare la tastiera. Magari qualche intonando, cavettino, qualcosina. qualche Sì, 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 sì. cavettino che si è fermato nella parte solista Siamo migliore. pieni di cavi. Adesso si sente tutto perfettamente. Allora Il bello dicono della da diretta, casa, il bello della diretta. Mauro, l'audio Maurizio, è perfetto. Tutto tranquillo? Sì, sì, qua tutto a posto. Sì, dicono che è perfetto l'audio da casa, quindi abbiamo un feedback positivo. Quindi, No, vabbè, lì c'è stata qualche interruzione ok. sicuramente, Quindi però l'audio in anche a generale. casa, insomma. Sì, ecco, adesso io devo dire a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo che adesso chiuderò il canale Facebook, sia la pagina RCM e anche il mio profilo, e pregherò tutti quelli che sono collegati in questo momento su Facebook, che ci stanno scrivendo, di passare o su YouTube o su Twitch. Questo lo faccio apposta perché io non streamerei assolutamente su Facebook, ma siccome per catturare l'attenzione di qualcuno lo facciamo, quindi adesso chi vuol venire si trasferisca su YouTube. Trovate i link sotto in descrizione. Ecco, adesso chiudiamo le piattaforme, ecco, chiudiamo il profilo. Adesso chiudiamo anche la pagina RCM e rimaniamo su 3 piattaforme. Siamo presenti su Kick, su YouTube e su Twitch. Io prediligерei Twitch in assoluto perché è la piattaforma dove si vede meglio e si sente meglio, ma non tutti hanno la bontà di venire, quindi piano piano li stiamo conducendo a venire su Twitch. Bene Bruno, allora raccontiamo ancora qualcosa di bello. Sì. Fra breve dovete suonare da qualche parte, no? Sì, venerdì prossimo, dopodomani, suoniamo a Sydney. Non Dove? ricordo il nome del locale. Bazar del Mundo. Bazar del Mundo, benissimo, Sì, benissimo. alle Quindi 22. tutti a vedere i Splash House al Bazar del Mundo. Dalle 20:30 a mezzanotte noi saremo lì. Benissimo. Com'è stato Bruno riprendere lo strumento in mano dopo tanti anni? Ma dunque, allora la chitarra naturalmente non è sempre... C'è qualche problema, sento il ritorno... Senti? manca ogni Parla tanto. più forte. Sì, io... ok. Se parli più forte vicino al microfono non perfetto. succede perché c'è il Ok. gate Ah, ecco, perfetto. per cantare. Dicevo, la chitarra l'ho sempre conservata, o meglio, è sempre rimasta accanto a me, diciamo d'estate, per le feste, con i miei fratelli, con i parenti, con gli amici, abbiamo Ecco. sempre Quindi non l'hai mai strimpellato, mollata. strimpellato. No, beh, la chitarra una volta che inizi il fidanzamento dura tutta la vita con la chitarra, la compagna inseparabile. Però è chiaro che lasciare così il gruppo è diverso, un conto è una strimpellata, altra cosa è formare un gruppo, suonare insieme, questa è una delle più grandi emozioni. Io dico sempre agli amici, a Giovannino, a Nando, a Christian e a Carlo, siamo dei privilegiati e per noi è un grande privilegio perché su 60 milioni di italiani quanti suonano? 5 milioni, vogliamo esagerare, 10 milioni, quindi siamo comunque una bella realtà. È un bel È privilegio. un bel privilegio perché, come dicevo prima, Splash House, perché? Perché effettivamente la musica ti regala emozione, ti regala, cioè riesci a separare, a staccare dal mondo, dai Certo. problemi, dalle disgrazie che stiamo vivendo ultimamente, le guerre È vero. vicino a casa nostra, Ucraina, Israele, Palestina, insomma, voglio dire, sono momenti molto difficili. La musica in qualche modo, ecco, riesce a portarti lontano, a farti vivere le emozioni, sono vere emozioni. Poi riproporre, ecco, a noi capita, noi suoniamo all'Udinì, Teatro Udinì, abbiamo suonato al Sie Boyle, bellissimo teatro di Salargius. abbiamo suonato alla Fiera Natale il 16 dicembre, una bellissima manifestazione. E quando proponi, ecco, brani degli anni 60 e degli anni 70
vedi la gente che canta, vedi la gente che canta con noi, perché comunque la musica degli anni 60-70, anche i giovani di oggi cantano Battisti, anche i giovani di oggi cantano i Beatles, cantano i cantautori, ecco, di quegli anni, De André, quindi sono brani intramontabili. Verissimo. E quindi ti fanno poi ricordare i bei momenti quando eri alle scuole elementari, insomma, Che ci hanno medie, le accompagnato. superiori, ecco, ci hanno accompagnato, Sì. le sale da ballo, ecco, da noi. Allora tu ricorderai, i gruppi non si chiamavano la band, oggi è tutto inglesizzato, erano i complessini. I complessini. Erano i complessini, È ma vero. già nel mio paese, Villa Massargia, c'erano 2 complessini. Tu pensa, cerca di moltiplicare per tutti i paesi della Certo. Sardegna e in Italia quanta gente, ecco, in quegli anni Tantissimi, suonava. sì. Poi sono nate negli anni, metà degli anni 70, le discoteche che hanno in qualche modo cancellato una marea di gruppi. Certo. Beh, Anche perché prima si ballava col complessino davanti. certo, io nel mio paese credo con il nostro repertorio nella nostra sala da ballo, allora la sala Verdi di Villa Massargia, si sono formate tante coppie, quindi oggi È sono vero. giovani quarantenni che sono i figli dei fiori, È sono vero. i figli di quel momento. Io infatti non ho mai imparato a ballare perché io avevo 16 anni, quindi io ero sempre sul palco, io dovevo cantare, Assolutamente gli altri sì. ballavano. È Però, vero. begli anni, Ecco, begli anni. consiglio a chi volesse scrivere in chat su YouTube di iscriversi al canale, quindi basta iscriversi al canale e automaticamente può commentare in chat. C'è Andrea Mudu che dice complimenti a tutti, un abbraccio a Nando. Dai, Grazie. hai visto. Bene, Il decano chiaramente ha più amicizie sparse, certo. anche perché è 50 anni che suona. Eh sì, non forse non più è di poco. 50 anni. Io veramente vi ringrazio perché mi avete regalato un bel disco notte, cioè venire qua è stato per me una gioia grande e vi ringrazio uno per uno tutti quanti, Per noi è veramente. una grande esperienza, poi devo dire, lo possiamo confessare, suonare in cuffia È difficilissimo. sì, devo dire che avevamo programmato mezz'ora di prove, siamo rimasti 2 ore, praticamente abbiamo fatto già due concerti prima, Io però si vive meglio la musica in cuffia. Certo. Hai ragione, avevi ragione, però eravamo un po' in apprensione, vero, Giovanni? Giustamente. Io penso che prima usavo fare così, una sera invitavo la band a fare disco notte, a fare, scusami, le prove e poi un'altra sera fissavamo con il soundcheck già pronto. Però poi anche per ottimizzare i tempi, perché tu capisci che impegnare 2 sere significava fare un disco notte in meno. E quindi ho detto, ma sì, adesso bene o male si conoscono le band che arrivano, quindi già esperti di musica, allora facciamo un bel soundcheck di un paio d'ore e poi si va. E la cosa bella, veramente, io dico, vivo l'emozione di tutti i gruppi che stanno venendo e vedervi emozionati e non per scontato, cioè perché voi siete musicisti che avete suonato tanti anni, quindi potevate essere anche dire ma sì, facciamo una serata come tante altre, invece vedere la vostra emozione a me mi dà una gioia veramente grande. Sì, però voglio dire, io dicevo ai ragazzi, Sì. ai ragazzi dei Phrase House, dicevo ragazzi, guardate che è importante sentire l'emozione, l'adrenalina, ci vuole perché sei più concentrato, Verissimo. perché io lo ricordo, prima ho fatto oltre 1000 radiocronache con la radio e ogni radiocronaca, ogni partita era unica, nel senso che c'era una tensione incredibile prima di iniziare, poi una volta che parti, ecco, è la stessa cosa è con la musica, la tensione all'inizio, insomma, devi esordire, devi partire, poi alle telecamere, quindi ecco, oggi È bellissimo. è tutto particolare. E tu Bruno mi dovrai dare un sacco di consigli perché sei un veterano, io mi sono buttato in questa avventura di disco notte con tanta trepidazione e paura perché non sono mai stato davanti alle telecamere, quando uno fa il fonico sta sempre dietro le quinte, quindi non fai mai il presentatore. Ho detto ma
io, ma come mai posso permettermi di fare il presentatore? Poi mi sono buttato in questa Bravo, avventura perché e quindi bisogna buttarsi. mi E son tu ti but- sei buttato molto bene, perché so che hai fatto oltre 40 sì, serate. stasera è la 41esima, Eh, sì, 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 la sì, quindi 41esima, quindi sì. sei tu l'esperto, noi siamo gli esordienti oggi. troppo buono. Sì, Ah, sì. Guglielmo da Twitch scrive un saluto a tutta la band, Guglielmo. Grazie, Ciao carissimo. Guglielmo. Grazie Guglielmo. Benissimo. Allora dedichiamo a Guglielmo Apache degli Shadows. Va Wow, bene? benissimo, pronti? Semaforo verde. Bravo Giovannino! Bravissimo, Bravo. Bravo il batterista, bravi tutti. bravi tutti. Bravi tutti. Scrive Massimo Barbarossa, bravissimo Giovannino. Grande Giovannino. Grande. Ciao Massimo. Benissimo. Bene, Bruno, raccontami ancora qualcosa, sia della storia, se vuoi passare un po' il microfono a qualcuno, vuol raccontarci, che ne so, le sue esperienze, tipo, parliamo con Nando, che è il decano, no? Decano, sì. Ecco, sì. Allora, Nando, eccoci qua. Ti saluta tanto Andrea Maccis, un abbraccio. Grazie. No, niente, io non è che abbia molto da dire, nonostante sia il decano della band. Non è come dice Bruno, io non sono da 50 anni, sono appena da 10 anni, forse 10-15, da quando mi sono pensionato. Qualcuno ha avuto la cattiva idea di suggerirmi di portarmi a suonare. Ha detto: perché non impari? Vabbè, mi sono messo e insomma qualche cosa sono riuscito a farla. Grandi esperienze non ne ho avute, se non quelle che ha citato prima Bruno,
e che insomma tutto sommato mi hanno dato soddisfazione perché effettivamente la musica è una cosa bellissima, è un qualcosa che intanto a me rilassa molto quando sono un po' stressato da altre cose, tipo il lavoro, fra virgolette, che faccio. Io faccio il volontario all'ospedale oncologico Ecco. e veramente da stressarsi in quel luogo perché Certo. si vedono situazioni veramente Di tutti tristi, i tipi. Di molto tutti i molto tipi. tristi. E io quando torno a casa, se posso, se ho un minuto libero, mi metto sulla tastiera e suono e mi rilassa completamente, fa bene all'anima davvero. Ed è Verissimo. una gran bella cosa. Anzi, io suggerirei a tutti quelli che veramente hanno un pochino, come dire, di propensione, ma hanno soprattutto tempo libero, di dedicarsi alla musica perché, a parte il fatto che ingentilisce l'animo, e poi rende anche più bella la vita, è anche più, come dire, meno amara, meno conflittuale con il prossimo, riusciamo anche a dialogare meglio magari. Grazie, tutto grazie questo. Nando per questa bellissima testimonianza e esperienza. Sì, bravissimo, Ma io veramente. vorrei parlare anche con Giovannino, ecco. Eccolo. Giovannino, noi ci siamo conosciuti qualcosa come 40 anni fa. Circa, sì, è vero. Io ero agli esordi come fonico al periodo di Sant'Eulalia della E chiesa. io basicavo appunto nel teatro di Sant'Eulalia. Sì, Sì, è vero. con Avantieri mi sembra che era. con Paolo alla batteria, Paolo Renzo Esu, alle sì, tastiere, Renzo Zedda, Maurizio Gastaldi. Massimo Meloni, se non sbaglio, Anche c'era, Massimo c'era Meloni, anche sì. Massimo Meloni, Sì. sì. Ecco, raccontami qualche chicca di quel periodo, qualche ricordo che hai, se c'è qualche ricordo in È quello, particolare. i ricordi che mancano. No, è stato tutto bellissimo. Hai suonato tante volte sia nel teatro Sì, sia in sì, piazza, sì. all'aperto, sì, mi ricordo, vero, mi ricordo sì. di te, veramente un bravo, No, bravo chitarrista. Ho bei ricordi, è stato un bel periodo della mia vita. Bello, Poi ho conosciuto Massimo Barbarossa, ecco, che forse pochi sanno che è il nipote del famoso, mitico cantante Luca. dei Nati Stanchi, ah, dei Nati Stanchi. Giorgio Barbarossa in arte bistecca. Eccolo là, eccolo. Sì. Ma nei Nati Stanchi, che voi avete qualche anno in più di me, c'era anche uno che si chiamava Guerriero di cognome. No, questo No, non me lo no, ricordo. no, quindi Sì, vedi. Montalbano è venuto Montalbano, dopo. È ecco. venuto dopo. è venuto dopo. C'era Franco. Sì. Benissimo, ripassiamo il microfono a Bruno. Bruno, allora, ci presenti il prossimo brano. Sì, vi cantiamo un brano degli Alunni del Sole. Un brano degli Alunni del Sole, concerto. Bellissimo. Semaforo. Vamos. Da dove sia venuta io non so, la voce del tuo cuore sarà magicamente discesa da lassù, dal mondo dell'amore. Ricordo di una notte che non finiva mai, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Giorni sul lungomare insieme a te,
bruciavi più del sole e gli occhi tuoi nel vento come i miei, in cerca dell'amore, ombre di una pineta, un prato per sognare, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. L'estate senza fine poi finì e si gelò il mio cuore, la terra che girava intorno a noi si allontanò dal sole. Ricordo di una notte che non finiva mai, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me, concerto di un mare senza te che suona e ti riporta a me. Grandi Isprejaus, grande Bruno Corda. Saluto tutti gli amici di Sardegna Web TV, tutti i suoi collaboratori dove fai la puntata tu, Bruno. La prossima puntata quando sarà? Lunedì prossimo. Lunedì Tutti prossimo. i lunedì alle ore 19, dalle 19 alle 20:30 ci sarà un cast giornalistico di spessore, perché ci sarà il presidente dell'USSI regionale Mastino, il giornalista di Rai, il giornalista della Rai e appunto presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva. Poi ci sarà il vicepresidente che è anche il co-conduttore, quindi Sergio Cadedo, naturalmente vicepresidente dell'USSI. Poi ci sarà il giornalista dell'ANSA Andrea Frigo e ancora ci sarà Mario Frongia, giornalista storico della Gazzetta dello Sport della Nuova Sardegna, attualmente Tele Sardegna, insomma. Un bel cast giornalistico. Lui tra l'altro consigliere nazionale dell'USSI, ecco, del gruppo giornalisti sportivi. Bellissimo. Ci scrive Andrea che è passato su Twitch e dice: confermo, l'audio è buono. Sì, l'audio su Twitch è eccezionale. Uno poi può scaricarsi l'applicazione nello Smart TV, può guardarselo con delle casse 5+1, quindi si sente proprio un bel suono del concerto. Ecco, cosa è Disco Notte? Disco Notte, per chi si è collegato in questo momento, non l'ho detto all'inizio perché volevo prima introdurre subito la band di Sprejaus. Io di solito lo faccio all'inizio, ma adesso lo dico in questo momento, che mi giro un attimino verso gli amici da casa. Allora, Disco Notte è una vetrina artistica, è nata da una mia idea. Io sono Maurizio Casu, per chi non mi conoscesse, e 2 anni e mezzo fa mi sono ricomprato la batteria, ho ricominciato a suonare, è nata questa sala prove, poi è diventato uno studietto di registrazione, e poi con qualche telecamera, con qualche piccolo accorgimento è diventato uno studiettino piccolino televisivo che metto a disposizione di tutti gli artisti. Adesso Disco Notte è cresciuto, mi stanno scrivendo email da tutta l'Italia, quindi continuate a scriverci perché c'è in programma di portare Disco Notte in giro per l'Italia, quindi andremo col camper di Disco Notte, andremo a visitare le varie sale prove, quindi dalla Sicilia
alla Lombardia, ci faremo un giretto presso le vostre sale prove e proporremo il disco notte viaggiante, quindi andremo a Roma, stenderemo la pompa di cavi con le telecamere all'interno della vostra sala e io dalla regia, come qua sto facendo in questo momento, condurrò questa trasmissione. Bene, questa sera abbiamo Bruno Corda e Isprejaus, la band veramente fantastica, composta da veterani della musica e non, perché abbiamo anche un giovanissimo Cristian Tomasi, che è anche lui collaboratore di Sardegna Web TV. Bene, passiamo al prossimo brano, Bruno. Sì, vi cantiamo un brano dei Bee Gees dal titolo I Started the Joke. I started the joke, which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh, I started to cry, which started the whole world laughing. Only I only see that the joke was on me. I looked at the sky, running my eye over my head, and I heard alphabet hurt in my head. I think of myself till I finally died, which started the whole world laughing. Only I only see that the joke was on me. Oh, 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 oh. I looked at the sky, running my eye over my head, and I heard that so bad, hurt in my head. I think of myself till I finally died, which started the whole world laughing. Only I only see, oh yeah, that the joke was on me. Oh, that the joke was on me. Molto bene Isprejaus, bellissima puntata ragazzi, veramente siete fantastici e ci state trasportando con queste note nell'era dove i sentimenti erano veramente belli, puri, accesi. Sto sbagliando Bruno? No, No, ho detto la verità, puri, hai detto bene, Puri. Erano Sì. puri. Sì, è vero. C'erano altri valori. Altri c'erano valori. valori che purtroppo negli ultimi 20 anni stanno mancando. Dai. Tu sai che adoro la tecnologia, no? Però mi dà questa impressione che la tecnologia ha adulterato un po' i sentimenti, perché
siamo lì buttati con questa velocità, Bravo. ma dove andiamo Sì. con questa velocità? È Sì, incredibile. E non perché siamo bacchettoni vecchi, ma è perché è la realtà, cioè è questa la... E noi rallentiamo con questa musica anni 60-70, noi rallentiamo, ritorniamo al passato e quindi una boccata d'ossigeno, una boccata di gioventù e di valori, soprattutto valori. Le famiglie erano più unite, io ricordo le feste del Natale, quando in una stanza di 15 metri quadrati ci stavamo in 15 e stavamo bene. Eravamo Adesso, contenti. adesso invece Siamo i- proprio aggrappati a questi valori. Sì, 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 ma E non moriamo. dobbiamo ricordarli perché, Perché tanto ritorneranno, perché il perché mondo devono è ritornare. così. Perché così. devono Io ritornare. Posso dire una cosa? Certo. Sì, certo. Ho ancora la nostalgia del mio vecchio amplificatore a valvole, Che- il fruscio. Eh, Mi manca un casino. Vero? Bello. Che amplificatore era? Un FBT, cos'era? Un Montarbo? Il Cos'era? primo era un Meazzi, Un Meazzi. 30.000 lire, babbo, poverino. Pensa che io suonavo con un Davoli e nell'amplificatore 100 watt avevo chitarra e anche il microfono. E anche il microfono. Senza effetti, quindi Quello non c'era- solid state con Esatto. Bellissimo. Davoli. Davoli. Dopo 3 anni abbiamo avuto l'amplificatore, era arrivato da Brescia mio zio Cesare Corda, che Eh sì, famosissimo certo. giornalista, certo. il Politecnico Sardo, insomma una grande Sì, sì, scuola a Cagliari, una scuola privata, grande giornalista, lui oltre a Me lo ricordo, iniziare sì, con sì. Radiolina, Videolina, poi per tanti anni è stato il corrispondente per la Sardegna di Italia 1, Rete 4 e Canale 5. Sì. E quindi se mi stai ascoltando Cesare, visto che quando lui arrivava da Brescia, viveva a Brescia, militare, poi ha costruito la famiglia a Brescia e veniva d'estate come tutti gli emigrati, no? Certo. E quindi veniva nella nostra sala Verdi a seguire. Però lui cantava a Brescia con un gruppo. Hai visto? E quindi, Quindi di famiglia. sì, noi abbiamo un parente, appunto un fratello di mio padre, di Cesare mio zio, appunto, che è stato un grande tenore. Marco Ecco. Fenicio Corda è stato un grande tenore, ha girato tutto il mondo, quindi ecco, un Bellissimo. po' di Vedi, musica Cesare mi nel piacerebbe sangue. intervistarlo. Allora, organizzeremo. Benissimo, andiamo avanti con Inspiration House. Ancora un altro brano. Sì, adesso andiamo i giganti. Ricordate i giganti? E come no? Ricordate Una ragazza in due? E noi Bellissimo. ve la cantiamo. Grazie. Ormai ama me e se verrà le parlerò carezzandola. Certo che il mio amore capirà e poi mi dirà che ci sta. Mai le dirò che muoio per lei, no, la tratterò male e mi amerà. Con lei io sarò dolcissimo, perché il suo amore è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà, perché solo a me amerà. Mai le dirò che credo in lei, no, la tratterò male e mi amerà.
io sarò dolcissimo, perché il suo amor è un miracolo. Quindi qui da me lei verrà, perché solo a me amerà. Mai le dirò che credo in lei, no, la tratterò male e mi amerà, e mi amerà, e mi amerà. Bravissimi, I bravi. giganti. E I bravi giganti. Sprejaus con Bruno Corda. Bruno, Sì. raccontami ancora qualcos'altro Cosa vuoi sapere? della storia della musica, ecco. Storia della musica, storia della musica. Dell'excursus tuo, insomma, del passato. Ecco, Non so come ho ricevuto questa chitarrina ecco. all'età di 12 anni, non ricordo. Ricordo che insomma erano momenti difficili perché siamo 5 fratelli e siamo rimasti orfani 60 anni fa, nel 1963. Quindi soprattutto i due più grandi, che avevano allora uno 12 anni e l'altro 11 anni, si sono ingegnati e appunto attraverso la musica siamo riusciti a costruirci un lavoro. Sì, è proprio quello che è successo. Mio fratello Giorgio, il più grande, che vive a Sassari da più di 50 anni, ha famiglia, nipotini, quindi Giampiero, soprattutto ecco, il più estroso era il secondo, mio fratello Giampiero, con due amici riuscirono ad acquistare tutti gli strumenti perché scaricarono 3 articolati di sacchi di grano da un quintale, quando non esistevano i muletti, allora Era parliamo tutto a anni spalle e mano. esatto, 67, 68 e da lì iniziarono a suonare. E io appunto che seguivo, ascoltavo, avevo memorizzato tutto il repertorio, un bellissimo repertorio. Quando appunto in un famoso capodanno del 70 appunto a Montevecchio, fine serata, sai, fa freddo poi da quelle parti, insomma, sono venuto alle 3 del mattino mentre caricavano gli strumenti in un furgoncino improvvisato e lui in camicia, perché naturalmente faceva il figo, lui aveva il fisico, e si è beccato la broncopolmonite e non riusciva più a cantare, e quindi un giovedì nella sala che era in quel periodo il Monte Granatico, quindi la prima sala da ballo, il batterista Gianni Medas, bravissimo batterista di Iglesias, lui suonava con un gruppo di Iglesias, disse ai compagni, dice adesso che facciamo domenica, sì. come era giovedì, e lui scherzando propose, dice ma facciamo cantare Bruno. È nata realmente così. E da lì. Io ho detto, non so perché, ho avuto il coraggio di prendere il microfono e di cantare, però la domenica loro rimasero sorpresi perché io i 30 brani del repertorio li avevo cantati tutti, però la domenica avevo qualche problema perché io ero molto timido, quindi iniziai con Don't Let Me Down dei Beatles, spalle al pubblico, Mamma mia. guardavo il batterista, guardavo Certo. Gianni Medas e ho cantato Don't Let Me Down. Quando ho sentito un bel applauso, allora mi sono girato e da lì è iniziata la mia carriera. Hai preso il coraggio. Bellissimo. Bene, abbiamo ancora qualche altro brano in programma? Sì, adesso vi cantiamo un brano dei Camaleonti, Bene. storico brano dei Camaleonti, L'ora dell'amore. Loro, Isprejaus.
Da molto tempo questa stanza ha le persiane chiuse, non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero e lei che mi manca, e lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni, ti sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Il vuoto della vita è grande come il mare, da quando se n'è andata io non l'ho vista più. E lei che mi manca, e lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha perso la speranza, io no che non l'ho persa, aspetto che ritorni, lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Io no che non l'ho persa, aspetto che ritorni, ti sento, sei vicina, è l'ora dell'amore, è l'ora dell'amore, è l'ora dell'amore. Bravi, Nando Cardella alle tastiere, Giovannino Ramo alla chitarra solista, Cristian Tomasi al basso. Vieni Cristian, avvicinati però, perché vogliamo sentire Sì, anche vogliamo sentire la anche sua Cristian. voce. Esatto, Ragazzi, esatto. questo è un ragazzo straordinario, Eccoci qua. è un ragazzo straordinario, vieni, è straordinario perché lui viaggia per le prove e sì, per i concerti da Uras, Ma- giusto? Esatto. Veramente complimenti. È un bravissimo professionista, ma soprattutto è un bravissimo ragazzo, anche perché ci cura l'impianto, fa, Sì. fa da fonico, sistema gli strumenti, quindi dobbiamo coccolarlo. È la nostra mascotte. Ma poi mi ha colpito un ragazzo così giovane che quando siamo sentiti... Ma è giovane, ha 44 anni, non è un bambino, 44 ne dimostra 30. Ma gliene avete dati veramente tanti meno. Grande. Veramente. L'altro giorno ci siamo sentiti e mi ha detto: per me è un onore suonare con Bruno Corda e Express House. E questo veramente ti fa onore, Cristian. Allora, io non sono tipo che riesce a fare discorsi, non riesce a raccontarsi, quindi se qualcuno ha qualche domanda da farmi, gli rispondo in diretta. Ci sono domande? Come ti chiami? Ecco, domanda, ecco, tu suoni anche con altre band, hai suonato con altre band, se vuoi raccontarci qualcosa, ecco. Sì, ho suonato con altri gruppi, però adesso non riesco a mettere insieme i pezzi. Ecco, iniziato prima col basso o con la chitarra?
Con il basso. Con il basso. Ecco, quindi sei rimasto fedele al basso. Quanti anni che lo suoni? Non me lo ricordo. Non te lo ricordo. Non me lo ricordo. Però tanti, sicuramente. Forse avrò iniziato a 16-17 anni. Quindi tanti anni, c'è esperienza. Ho avuto dei momenti in cui mi sono anche fermato per fare altre cose. Poi ho ripreso. Benissimo. Io so che, così se lo possiamo raccontare, che tu sei uno scrittore anche di testi, sei un autore, ecco. Quando me lo chiedono, sì. Ecco. Facevi anche per Sardegna Web, hai scritto dei testi per dei programmi. Sì, allora, facevo l'autore di testi per una trasmissione musicale, era condotta da... E ha catturato me, io ho conosciuto casualmente questo giovane che mi chiama, dice: senti, vorremmo invitarti in trasmissione. È stata la mia prima esibizione in una web TV, ecco. Certo. Grazie a Christian, che soprattutto ha scritto, mi voleva anche preparare le domande, allora lì l'ho castigato, ho detto no. Noi andiamo a I braccio. giornalisti non si preparano le domande, giusto? Voleva la scaletta. Ci ho provato. Benissimo. Grazie. Ok, va bene. Grazie Cristian, gentilissimo. Bene, poi ci scrivono, ecco, Valentina Meloni scrive: ciao da Giovanni e Valentina. Allora io, se me lo concedete, manderei un attimino Assolutamente sì, lo perché- spot dell'Hippie Music Day che si Grande, svolgerà grande a Serdiana, manifestazione. una grande manifestazione il 22 e il 23 giugno. Adesso mandiamo un attimino il servizio. Benissimo, vi aspettiamo tutti all'Hippie Music Day il 22 e il 23 giugno. Andiamo avanti nella notte, Bruno. Oh, noi siamo in lista d'attesa, a proposito. Assolutamente sì. Valentina mi ha promesso, dice, come una volta in aereo, dice, ci mettiamo in lista d'attesa, se qualcuno rinuncia, dice, qualche passeggero rinuncia, ecco, se qualche gruppo dovesse rinunciare, i Spreche House Sono pronti. saranno pronti e lieti di partecipare a questo evento meraviglioso, la Woodstock Sì, europea. europeo, un bel festival È la Woodstock internazionale. europea. Io Sì. ho visitato la zona, il parco meraviglioso, fantastico. 7 ettari di terra, incredibile. Fantastico, bellissimo. Ci saremo comunque da tifosi. Certo, poi vieni, io sarò lì col camper per fare le riprese televisive, quindi magari vieni a bordo camper che facciamo qualche commento. A bordo campo, sì. Volentieri. Benissimo. Adesso vi cantiamo, anzi vi suoniamo, e Giovannino riparte con gli Shadows, con Santana.
bravi Sprejaus e bravo Giovannino. Vabbè, Bravissimo. lui è uno specializzato. Lui farebbe una serata con Shadows, tutti 30 brani degli Shadows. Bellissimo. Bravissimo. Questo suono poi bello Fender di altri tempi, veramente. Allora ti racconto un Sì. aneddoto. Quando abbiamo iniziato a suonare, la prima serata l'abbiamo fatta, abbiamo esordito in una birreria di Utah, U3 di Utah. Ah. E venne a vederci un noto personaggio cagliaritano, il notaio Marcello Doria, un appassionato di musica, un grande appassionato di musica. E lui rimase incantato dalla chitarra di Giovannino, dai suoni anni 60. Perché Esatto. lui suona anche appunto l'acustica di questa chitarra meravigliosa, ricorda, e Marcello Doria dal giorno non manca mai ai nostri concerti, proprio perché è sono sonorità che non si ascoltano È vero. più ormai. È vero. Altri- E poi complimenti doppi Giovannino, perché lui con un processorino d'effetti normalissimo, perché vengono alcuni con delle pedaliere stratosferiche, cose gigantesche, e poi alla fine non tolgono fuori questo suono. Sono orgoglioso di essere a Santiga. A Santiga, bravissimo. Adesso passiamo ai Nomadi. Bello. Nomadi, ho difeso il mio amore. Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso il mio amore. C'era una data, l'8 di maggio, lei era bella, era tutto per lui. Poi venne un altro, gliela strappa di mano. Cosa poi sia successo lo capite anche voi. Ho difeso il mio amore, il mio amore. Questa è una storia che finisce così, sopra una pietra e la pioggia bagnò. Son tornato una notte e ho sentito una voce, il grido di un uomo che chiedeva perdono. Ho difeso il mio amore, il mio amore. Ho difeso
Benissimo, ma che bello. Ci avete fatto viaggiare stasera, veramente, veramente a 300 km orari, anni luce all'indietro. Bene. Dunque, noi avremmo pensato, visti i capricci della tastiera quando abbiamo fatto un brano molto bello dei Bee Gees, Sì, abbiamo pensato di, prima della chiusura con I Nomadi, un altro brano che farà cantare tutti a casa o in macchina quelli che ci stanno guardando, noi vorremmo ripetere per castigare il piano, la tastiera di Nando che ha fatto le bizze, e quindi noi vogliamo riproporre Massachusetts e poi chiudiamo con Io Vagabondo dei Nomadi. perfetto. Valentina Meloni scrive: l'anno prossimo Express House all'IP Music Day 2025. Vamos! Grande. Quindi diciamo il penultimo brano questo. Penultimo brano, sì. Bellissimo. Allora, lo recuperiamo. Alla 41esima puntata di Disco Notte, Bruno Corda con Express House. Se trova il testo di Massachusetts, naturalmente, eccolo qui. Eccolo qua. Pronti? È qui. Bene. Fammi toccare la tastiera. No, che non ne fa più capriccio. Non le fa, perché altrimenti Non credo. sarà punita. Se no Sarà prendo un punita. cerino. Sto fumo, aiuto. Vabbè, mi ha salvato la mia bronchite. Siamo riusciti a sconfiggerla oggi, l'emozione, vedi, di questa sala meravigliosa. Questa sala, complimenti. Grazie, grazie. Suonare in una sala così bella. Senti, possiamo venire qui a fare le prove? Assolutamente sì, se volete molto volentieri. Che bello, che bello. Da oggi ci organizzeremo anche noi in cuffia, suoneremo sempre in cuffia. Ragazzi, siete d'accordo? D'accordissimo. Ok, troviamo uno sponsor. Una figata. Bene, Massachusetts, ci riproviamo. Vamos. Forse tornerò nel Massachusetts quando fiorirà la primavera, e se tu verrai con me nel Massachusetts saprò trovare un fiore anche per te. Feel me coming back to Massachusetts. Some telling me I must go home, and the lie all died in Massachusetts. The day I left, standing here one. Quando parlerai del Massachusetts, chi ti capirà ti seguirà, e così arriveremo in Massachusetts, dove coi fiori nascerà la libertà. About a life in Massachusetts, speak about the people I've seen, and the lie over died in
Massachusetts is part of heaven sea. Se verrai con me nel Massachusetts, se verrai con me nel Massachusetts, se verrai con me nel Massachusetts. Vamos! Ce l'abbiamo fatta! La tastiera ha funzionato! L'abbiamo fregata adesso! Bravissimo Fernando. Dovevamo chiudere in bellezza. Bene, allora siamo quasi arrivati al termine di questa 41esima trasmissione di Disco Notte, quindi abbiamo l'ultimo brano, giusto Bruno? Beh, stiamo spaccando l'orologio. Siamo in perfetto... Siamo in diretta, ricordiamolo. Sì, siamo questo in diretta. rigorosamente in diretta, sono 54 minuti e 32 secondi. Alla grande, benissimo. Io di solito uso salutare tutto il pubblico prima di fare l'ultimo brano, quindi l'ultimo proprio chiude la trasmissione, quindi mi giro un attimino verso la chat e parlo un attimino con loro per ringraziarli che insomma ci hanno tenuto compagnia questa sera. Grazie di vero cuore gli amici di Twitch, di YouTube, di Kik, tutti coloro che erano lì su Facebook e poi sono venuti su YouTube o su Twitch. Vi ringrazio doppiamente perché sapete che questa trasmissione va avanti grazie alle visualizzazioni, grazie a voi, quindi chi non l'avesse fatto ancora, se possibile fate l'iscrizione al canale, dateci qualche like, che questo permetterà agli artisti di potersi esibire, e quindi questo è un canale libero di trasmettere qualsiasi genere musicale, dalla musica etnica al rock, al blues, la musica leggera. Ecco, abbiamo ancora una trasmissione mercoledì prossimo con i Beside Oceans, quindi sarà un'altra puntata di Disco Notte, quindi seguiteci. Se avete amici che suonano, indirizzateli al canale RCM, sia nei social, Instagram, Facebook, LinkedIn, insomma ci trovate su TikTok, ci trovate dappertutto. Quindi grazie per essere stati con noi, grazie per questa bellissima puntata. Io ringrazio Bruno Corda e tutti i Spread House, veramente uno per uno. Ho potuto riabbracciare Carlo dopo 30 anni, è stata veramente una puntata meravigliosa, mi hanno riempito di gioia, quindi grazie veramente di cuore Bruno. Grazie a te, siamo noi che ti ringraziamo perché per noi è un'esperienza unica. Cercheremo anche di ripeterla magari il prossimo anno, quando poi andremo a suonare al grande evento, alla Woodstock BP Music europea. Day europea, un bel festival internazionale. Sì. Bene, se volete salutare qualcuno da casa fatelo pure, siamo in chiusura. Ciao ai miei fratelli, ciao mio nipotino che ieri ha compiuto 3 anni. Wow, ciao auguroni. Alla mia nipotina che festeggia 2 mesi, ciao Vittoria, e alla nipotina che sta per arrivare nel mese di luglio. Ma che bello, che bello. Sì. Quindi sei un nonno felice. Meravigliosamente felice. Bello. Adesso che devo comprare la chitarra a Nicolino e poi il pianoforte alla piccolina. Alla grande. Costringeremo i nipoti ma io l'invito, vedi, l'altro giorno quando sono andato a seguire il concerto di Christian con Gianni, mi sfugge sul Camboni, esatto. Ciao Gianni. Ecco, salutiamo questi ragazzi che erano presenti in questo locale. C'era un Manolo, ricordo il nome, ecco, mi è rimasto impresso, il papà di un ragazzino di 13 anni. E io mi sono quasi commosso per questo rapporto bellissimo tra un padre di 35-38 anni e un ragazzino di 13 anni, perché di solito a quell'età ci mollano proprio, no? Vero. Quando io accompagnavo mie figlie a scuola mi facevano fermare 500 metri prima. Verissimo. Non so se capita. Sì, è capitato anche a lui. Poi ritornano e poi certo. invece dopo si appiccicano proprio ai genitori. È vero. E quindi ecco, mi sono fermato a fine serata e ho chiacchierato con questo ragazzino perché mi ha veramente colpito questa passione, questo amore per il padre. Lo abbracciava e gli ho detto: ma ti piace la musica? Ti piacerebbe suonare? E è rimasto un po' così, gli ho detto: prendimi in parola, devi andare, io ti segnalo una scuola di musica, noi suoniamo dove, come si chiama la zona, insomma, dove c'è Batteras comunque. Sì.
Ecco, c'è una scuola di musica, batteria, chitarra, piano, eccetera. E quindi al padre gli ho detto, infatti il padre ha detto sì, lo voglio. Ho detto, tu, gli ho detto, diventerai un bravo musicista. Che bello. Perché ho cercato di trasmettere con questa passione, Certo. questo desiderio di vedere gli altri. Io invito sempre tutti, dice, ma io ho 50 anni, quindi che cosa vuol Chi l'ha dire? detto che non si può? Si può sempre, Sempre. si può sempre imparare. Benissimo. Con 3 accordi si possono fare 10 canzoni. Grazie Bruno, veramente grazie di vero cuore, grazie ancora a tutti quelli da casa. Stasera, signori, abbiamo scritto la storia. Benissimo, Bruno, allora ci lasci con l'ultimo brano dei Nomadi. Io vagabondo. Ciao a tutti e buonanotte. Grazie Maurizio, buonanotte a tutti. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, il deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Buonanotte, i Spresaus vi salutano.